l'Ulanda del 600, l'Oster occorre la vita sociale come documento che sto gustoso pinturo del 600 attribuì all'olandese Barengael. Es una misun rustico sladreccio del cadre, disegnate con sus papier dal pintre. Si trova al confine del bosco, separato da Brundano. I clienti sono nella corte ente de mobilio simplo, de bancios e sgambà, e mes butalar versà come taulin, na duion metale e catre de terraquecio, duos estrassos e na targo sbiadio. I sin clienti sono de laurare grussiere popolare che buven, pipen e esagerano un pau, come l'uomo in pea mancino che all'umbrogaio pisso. Barengaeler sono scene rustiche della tradizione olandese, come quelle di David Tenier e di suo frère Abraham. L'obra la collezione malè è concentrata sul comportamento umano grossie, e mirai negativo entre lo borghese del 600 interessato a pitture da questo genere, puglia confortarsi e convinzioni morales. Le tre figure al centro sautano away. Sono ben piazzate con una diagonale che arriva dall'arbore in alto a mancino. L'unità della composizione è aggiunta dalla presenza di due uomini a mancino e delle fremo a dreccio, sus de pian mesan e accordà entre loro in tal portamento, la mimico e i gesti. L'obro è con documenti storici sulla diffusione del film entre i mai paure della società olandese del 600, curo l'Olanda aveva opprimato in tal commercio del tabacco. Sono numerose raffigurazioni di fumaire e pipaire che remontano a quel tempo, e la picciotto pintura de Barengael si butta da pena che le mai famose de Frans Hals, Adrien van Ostade e Adrien Brouwer. Satisface Arlamà, u pipaire tengono la mandreccio una tipico pipa olandese d'argilo biancio, è un modello ben impiegato a quel tempo, faccio da un toc sulette e un fornel picciotto. Barengael serce di rappresentare melo color la gula de tubo che sor dalla gulo e se sbarda un l'aire. Da darriere è nome Giuve, beleo e sperprene de connelle la pipo dal corpet, e l'ome a settanterro tenga in la mangaucia un braselier, e gli avesino sa pipo per avvisciarlo dai tissun buient che mande ne nebbie spesse de vapor. La rappresentazione è dominata da color bruno e mecar macio cromatico mai forte, o gris brillant della chamiso, lo roso scuro del bonnet, o turchin del corpet, lo celestin le strass. En tempasi giorno d'autun, e me de charmes de ciel bioi entre le nebbies e le feuilles giaunes al fons del seno, les scandia filtren in la corte l'oste ed una mai d'espressione ai murre. Barengael naise in la villa olandese d'Arlem verso il 1635. Es imprendise in del pintre Philip Wouwerman, che gli passa l'interesse per i paesaggi popolati da cavalier sus de cavalli bianchi alla susto. Si specializza su tutte insieme curte d'oste e lucandes in villaggi e de drole popolan, ma pinto de commercia da Usel e Crin. En tal 1660, Barengael es documenta a Harlem, ente deven magistre de Cornelis Adriens Gael, e apres semero a Amsterdam. Después la fin del secolo, aven più sies noves, e a co fa in pensar che sia mort vers lo 1698. Al principi del Novecento Drunier havia scasi 60 locali entre oste, lucandes, restaurant, crotes, caffè e meschio liquor. Al giorno in cui su megna deseno. Entre le titulazioni mai curiose si avvia lo Dragon La Reino, lo Leon et San Marc, l'Oste del Brasset Fer, l'Orient. All'Oste del Galnou, ente in cui Ana Banco, demora la bello fassado celestino, a chi costumava venir Giovanni Giolitti, lo presidente del Consiglio al principi del Novecento, che avvia la famiglia Valmairo. E in l'ora gli oste dormien a 3 del matin per chi che prenia lo caffè durante piaru tren, e in ti giorni de fiero e de festo sarà vempamai.